alla nostra gente. Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Cari radioascoltatori, un saluto a Sveva, un grandissimo saluto a Tina e soprattutto alla sua mamma che il 4 di settembre, 2 giorni fa, ha compiuto 102 anni. E un abbraccione grande grande come al solito a Matteo. E poi un abbraccio a tutti voi radioascoltatori, ovviamente i nostri 14 radioascoltatori. Adesso mancando il segnale sul digitale terrestre forse sono anche meno, ma va bene lo stesso. Ora, abbiamo intrapreso, dopo la simbolica sosta di Ferragosto, un cammino di prosecuzione rispetto a quelle che erano che sono state le conversazioni dello scorso anno. Lo scorso anno abbiamo trattato dell'essenza della democrazia e della sua crisi attuale, constatandola e chiedendocene le ragioni, valutandole sotto diversi profili. Adesso dobbiamo fare un passo in avanti. Passo in avanti perché abbiamo constatato, sappiamo che democrazia, democratos, potere naturale che spetta al popolo, necessita come base l'esistenza di un popolo che sia effettivamente tale, cioè che abbia costumi, che abbia comportamenti che sono ideali, che sono non uguali, perché non possono essere uguali dappertutto. Ogni comunità ha le sue specificità, le sue caratteristiche, ma che possono essere compatibili con tutti quanti nel senso quelli che condividono determinate caratteristiche, la lingua, i costumi, le idee, questa compatibilità. Indubbiamente il territorio nazionale è un territorio che ha queste potenzialità di compatibilità. Quindi per esserci un popolo ci deve essere una effettiva e solida, non frammentata, condivisione di costumi, ideali, pensiero, lingua, comprensione reciproca, un diritto al quale in generale fare riferimento e che sia solido, che sia indicativo, che sia effetto che regoli questi comportamenti. Bene, è la storia stessa della Lega che ci dice 40 anni fa, io ci sono fin dall'inizio, fin dal settembre di 40 anni fa, proprio in questi tempi, sopra il Monte Olimpino incontrai i boss in una zona lì in mezzo ai monti, 40 anni fa, quindi posso raccontare, avendola vissuta, questa storia. Che perché nacque la Lega? Ma tra le varie ragioni c'era proprio anche quella della distorsione del concetto stesso di popolo, cioè rispetto a ciò che già allora, 40 anni fa, avveniva a livello centralistico, a livello di burocrazia centralistica, fu spontaneo, perché fu veramente un moto e un movimento spontaneo, non controllabile da parte del potere politico dell'epoca, un moto spontaneo dei popoli del nord, in quel caso, dai Lombardi, ai Veneti, ai Piemontesi, i quali già avevano nell'ambito delle loro società dei moti di riaggregazione, la necessità di riaggregare proprio quei popoli che si erano sfilacciati, che sentivano di avere
moltissimo in comune e che si sentivano dipendenti, allora si detto schiavizzati, oppressi da un potere che nemmeno li capiva, nemmeno che capiva le loro aspirazioni, nemmeno capiva le loro stesse capacità organizzative, la loro mentalità. Ecco. Quindi fu un moto di ricostituzione del popolo. Ricostituzione del popolo rispetto a un imperatore, ecco perché abbiamo richiamato più volte la battaglia di Legnano, abbiamo richiamato più volte il grandissimo significato della Lega Lombarda del XIII secolo, cioè il significato della lotta all'imperatore, i comuni che si ribellano all'imperatore e l'imperatore che intelligentemente attraverso Venezia, attraverso poi soprattutto la pace di Costanza, li ammette al tavolo delle trattative e capisce che se vuole usare, dominare, se vuole fare l'imperatore in modo serio e durare nel tempo, usando tra l'altro gli stessi criteri nei confronti di chi si opponeva a lui, Federico I di Hohenstaufen, Federico Barbarossa in Germania, bisognava accettare quei principi, quei valori, quel senso che i comuni lombardi, che lui voleva sottomettere per depredare le loro ricchezze e utilizzarle per fare la guerra dall'altra parte, quei criteri andavano ripresi e potevano essere utilmente utilizzati. Questo è il senso che non è un volere a tutti i costi dire che riviviamo un medioevo moderno, però i riferimenti storici, noi contrari alla cultura woke nonché alla cancel culture, noi li utilizziamo ed è ciò che va a significare il risveglio di un concetto di popolo che si oppone a poteri come quello imperiale di allora, che ti obbligano a fare ciò che è contrario agli usi, ai costumi, alle necessità, alle utilità dei popoli. È così che è nata la Lega. La Lega è nata in questo modo. È per quello che non è ideologica, non è né di destra né di sinistra. Parte dal presupposto sostanzialmente è l'unico partito che ha in effetti la possibilità di parlare di democrazia. Gli altri hanno un'ideologia, tutti hanno un'ideologia. Quell'ideologia, poco o tanto, cerca di trasformare la realtà o di rappresentare una realtà che è diversa da quella effettiva. Quindi dobbiamo tornare, comunque dobbiamo continuamente lavorare perché si sia popolo, perché se non si è popolo non si può avere nemmeno il kratos, il potere di questo popolo, quindi la democrazia. Ora, che il mondo attuale non abbia, che i popoli attualmente non abbiano nessun potere, anzi contino zero, vengono massacrati, non contano niente, non sono in grado di incidere sulla scena internazionale. Quindi c'è evidentemente qualcosa che non va, da un lato nella sostanza, nell'essenza del concetto di popolo, dall'altro di quello di kratos, del potere che essi spetta. Diciamo che sono in crisi sia l'uno che l'altro. Quindi, abbiamo detto, occorre pensare, utilizzando la grande dottrina politica che è retaggio della nostra civiltà e soprattutto, per quanto ci riguarda, la grande dottrina politica che è patrimonio, o meglio dovrebbe essere patrimonio della Lega e che è misconosciuta. Non è, quando si parla delle dottrine politiche riguardanti l'autonomia e il federalismo,
gli stessi parlamentari, capi, capetti della Lega ne sanno poco più di niente. Ora, quindi occorre rivitalizzare questi aspetti, queste conoscenze, queste capacità. Ma occorre soprattutto per fare che cosa? Per riproporre una dottrina sociale, quindi un insieme di studi, di elaborazioni, di idem sentire che sia utile al popolo, in questo caso all'intero popolo italiano, meglio, all'intero insieme dei popoli italiani, fra loro compatibili, fra loro che si capiscono, che hanno delle mentalità anche diverse, però non oppositive, non inconciliabili fra loro. Quindi occorre ricreare, andare a ristudiare una dottrina sociale. La dottrina sociale, per quanto riguarda l'Italia, si è basata nel secolo scorso principalmente sul contrasto, si è basata su un contrasto, perché questa è la realtà. Contrasto fra la dottrina socialista, tuttora elaborata, tuttora modificata, ma vigente, che nella sostanza è una religione idolatra, rispetto alla quale si va a ubbidire a dogmi che si sono rivelati inutili, inconsistenti e che spesso e volentieri non stanno né in cielo né in terra, e rappresentati da persone che non hanno quella necessaria, una consistenza culturale e intellettuale sufficiente ad affrontare i tempi che corrono. Abbiamo fatto spesso l'esempio, un po' il nostro esempio negativo del geometra Bonelli, il capo dei Verdi e Sinistra, il quale, per carità, del quale apprezziamo tantissimo la capacità di tirare righe sulle planimetrie, ma quando parla di diritto internazionale c'è veramente da rabbrividire. Eppure ne parla con la massima tranquillità, senza avere il minimo di competenze, di conoscenze, di approfondimenti che sarebbero necessari per parlare di argomenti del genere. Ma lui, come per tanti altri, perché i talk show ai quali assistiamo non hanno spesso e volentieri il minimo di conoscenze di base per poter introdurre gli argomenti che invece vengono tranquillamente trattati e propalati. Serve dunque anche in questo una nuova consapevolezza, una nuova coscienza, una nuova dottrina sociale. Su questo grava ancora di più il fatto che si sono introdotte in modo devastante le tecnologie alle quali si attribuisce una valenza di verità, di scientificità che invece non hanno. Lo constatiamo questo ogni giorno quando utilizziamo il telefonino. Ciascuno di noi, specialmente le persone più anziane, quelle abituate a ragionare secondo i canoni classici, lo constatiamo quando, utilizzando il telefonino, ci rendiamo conto che, o il computer, ci rendiamo conto che ci sono si va in difficoltà, ci sono delle criticità che talora o spesso e volentieri risultano, per chi ragiona secondo la logica classica, quasi insuperabili. Ma questo non perché la persona più o meno anziana, la persona che è abituata a ragionare secondo quella che è una cultura millenaria, sia improvvisamente diventata uno stupido e sia un cretino. No, tutt'altro. È che il mezzo che sta utilizzando, contrariamente a quello che si crede, è tutt'altro che veritativo, è tutt'altro che certo. Le irrazionalità che vengono a prodursi, che vengono in luce
quando si utilizza il telefonino piuttosto che il computer, sono quasi sempre dovuti al fatto che nell'elaborazione dei programmi vengono utilizzati schemi, procedure, talora irrazionali, per coprire buchi. Se non venissero utilizzati quegli schemi anche irrazionali, nei programmi si aprirebbero dei buchi enormi. Questo è il criterio che seguono tutte le case di programmazione, le grandissime case di programmazione. Per cui l'irrazionalità, la difficoltà alla razionalità della razionalità che si usa nella realtà, proprio la crasi fra l'una e l'altra, è dovuta a questo fatto. Quindi abbiamo in mano dei mezzi imperfetti, assolutamente imperfetti, per mezzo dei quali è impossibile andare a elaborare, o comunque è difficile, andare a elaborare programmi che si accostino alla verità. Un esempio in questo caso è l'intelligenza artificiale, che sotto questo profilo è un inganno, perché è fatta con lo stesso criterio. Criteri modulistici, modulari, tali che comprendono parecchi passaggi irrazionali che generano a loro volta altre irrazionalità, per evitare che si aprano buchi nel programma. Quindi veniamo limitati nella nostra capacità, nelle nostre conoscenze, nella nostra libertà di pensiero da irrazionalità, per tenere in piedi un mezzo che a questo punto diventa principe, anziché essere al servizio tra l'altro imperfetto, essendo consci della sua imperfezione, perché è imperfetto in sé. Ora, voi capite che per affrontare, dovendo utilizzare necessariamente il telefonino piuttosto che il computer, è inutile per lì a pensare che si possa tornare indietro alla carta e penna e al messaggero che parte a cavallo e in una settimana ti arriva a casa. No, dobbiamo prendere atto, anzi è un bene prendere atto di questi sistemi, ma apprenderne la conoscenza, quindi introiettare la coscienza della loro imperfezione, non è facile, perché si cede alla tendenza nel dire l'ha detto il computer, l'ha detto alla televisione, l'hanno detto al talk show, e questo è facilitato anche dal fatto che ciascuno di noi, nel momento in cui sa usare o sa giochicchiare con questi strumenti, crede di essere bravo, crede di sapere tutto. Non è vero. È quanto di più imperfetto possiamo avere in mano. Ora, è chiaro che un utilizzo così spropositato di questi strumenti imperfetti rispetto a quella che è la vita reale crea dei problemi. Occorrono dei criteri, dei concetti tali e sufficienti per affrontare un problema di questo tipo. Un problema di questo tipo che, se non viene affrontato, rischia di far diventare intere popolazioni schiave di uno strumento per sé imperfetto, e che nella sua imperfezione quindi può essere manovrato in modo anche scientemente fraudolento da chiunque. Quindi il rischio di diventare schiavi di un idolo che tra l'altro si sa perfettamente, non solo è lì bello fisso, è il vitello d'oro messo lì, scolpito, opera di un artigiano, rimane lì, no? È attivo e si attiva all'interno della nostra vita. Ecco, in questo, proprio per evitare una schiavitù che è molto peggiore rispetto a quella che si era ipoteticamente manifestata alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, la cosiddetta rivoluzione industriale. Là c'erano dei padroni che opprimevano e sfruttavano in modo schifoso i lavoratori,
e dall'altra parte c'è stata per fortuna e da parte del movimento socialista una ribellione, tenendo conto che questa ribellione aveva un fine, cioè l'elemento base era pur sempre il capitale, semplicemente le masse, non i popoli, sottolineiamolo, le masse volevano appropriarsi del capitale che era in mano ai padroni. Quindi è una battaglia diversa. Oggi ci troviamo in mano a qualcosa che non è nostro, perché per potercene appropriare, per poterne capire i limiti, le deficienze, dobbiamo fare un salto culturale. Quindi è un momento molto più difficile rispetto a un secolo e mezzo fa, cioè poco più di un secolo fa, un secolo e qualche decennio fa. È molto più difficile grazie alla lotta tra chi voleva mettere le mani sul tesoro. Qui no, qui è l'utilizzare qualcosa in modo corretto, in modo che non diventi uno strumento del più grande totalitarismo, del più spaventoso totalitarismo che l'umanità abbia mai conosciuto. Ecco dove questo legame dallo studio della dottrina sociale, della democrazia, il passaggio a una dottrina sociale che poi possa rivitalizzare effettivamente una democrazia, cioè un effettivo potere di un popolo, ma quel potere effettivo dei popoli non può verificarsi se prima non si è sistemata la questione di questi poteri sconosciuti, con i quali non si hanno rapporti, che non si sa a chi facciano capo e che tendenzialmente sono volti per la loro direzione di accumulo di ricchezze, accumulo di denaro, di profitto, sono dirette alla schiavizzazione dei popoli. Quindi una nuova dottrina sociale, una nuova consapevolezza da parte dei popoli, una nuova consapevolezza sociale. Quindi è questo quello che l'impegno che attende tutti quanti, ciascuno di noi. Però è anche chiaro che davanti a problemi di questo tipo non è che ciascuno di noi singolarmente sia in grado di affrontarli. Può prenderne atto, può ragionarci e pensarci sopra, ma occorre quella che è la socialità, cioè la condivisione di questi problemi e farli valere, conoscerli, farli valere e fare in modo che il popolo prevalga, il concetto di popolo prevalga su quello delle strutture, su quello dei poteri burocratici, su quello del potere che è molto peggio di un potere assoluto. Questa strada, l'unica autorità mondiale che ha introdotto, che ha chiarito questa strada fin dal suo inizio, dall'inizio del suo regno, del suo pontificato, questo indipendentemente dal fatto che ci sia cattolici, cristiani, buddisti o altro. L'unica autorità, capo di Stato, perché il Papa è capo di Stato, a capo del Vaticano, dello Stato, della città del Vaticano. L'unico capo di Stato, l'unica autorità politica internazionale che abbia individuato fin dal momento in cui è apparso sulla loggia della Basilica di San Pietro il problema, è l'attuale Papa Leone XIV, il quale ha preso il nome dal suo predecessore Leone XIII, quello della Rerum Novarum, quello che ha introdotto in alternativa alla dottrina sociale socialista, social-comunista, la dottrina sociale cattolica. Un grande monumento, una grande alternativa a quella dottrina e quella che ha dato luogo sostanzialmente al crescere, al migliorare, al progredire
progresso vero della vita sociale degli italiani, che da popolazione abbastanza diciamo non povera ma semipovera è diventata una potenza. Il benessere è cresciuto in modo esponenziale e la traccia, la musica di fondo non è stata quella della dottrina socialista, è stata quella della dottrina sociale della Chiesa, ultimamente poi modificata e virata verso la dottrina socialista. Ora, occorre riprendere quell'aspetto. L'unica autorità che ne ha parlato è stato Leone XIV, che 2 settimane fa, lo dicevo, ha ricevuto Matteo, ha ricevuto anche qualche altro esponente, ma penso per altri motivi, per specifici motivi, non per competenza in materia, ha ricevuto Matteo Salvini. In effetti la Lega è l'unica che ha una dottrina politica compatibile con quella che è stata la dottrina sociale della Chiesa, del Leone XIII fino a Pio XI, Giovanni XXIII, Benedetto XVI, è l'unica che ha una possibile compatibilità sotto l'aspetto dogmatico rispetto alla dottrina sociale. La dottrina politica è compatibile con quella della dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Ora, di quella che ha segnato il crescere del benessere del popolo italiano. Bene, si tratta a questo punto, responsabilmente, anche da parte nostra, di creare degli elementi, delle aggregazioni che siano in grado di affrontare effettivamente questo problema, di cooperare in questa ricerca, perché prima di tutto si tratta proprio di una ricerca, ed è una ricerca che noi cercheremo di portare avanti nei prossimi sabati, a Dio piacendo, alla stessa ora, su questa radio che prima di tutto è libera, perché la nostra ricerca sarà una ricerca libera e di libertà. Un abbraccio a tutti, un abbraccione ancora per i 102 anni della nonna, della mamma di Tina, un abbraccione a Matteo e ai nostri radioascoltatori, 14, magari meno. Buon weekend e, se a Dio piacendo, risentirci sabato prossimo. Avete ascoltato